Zoom Sardegna, la notizia nel particolare. Ben ritrovati amici all'ascolto da Maria Luisa Secchi in studio, come sempre Fabio Figus in regia. Ultimo appuntamento di questa settimana con lo Zoom Sardegna. Torniamo ad occuparci del comparto edilizia in Sardegna, nell'isola, dove il settore stenta a ripartire. Giù imprese e occupati, cresce invece il valore aggiunto. Questi sono soltanto alcuni dei dati forniti e emersi dal dossier Trend delle costruzioni realizzato dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese su fonti Unioncamere e Istat. Per parlarci di questo è collegato telefonicamente Giacomo Meloni, presidente Confartigianato Edilizia Sardegna. Presidente, intanto la saluto, ben ritrovato. Buongiorno a tutti voi. Il barometro dell'edilizia in Sardegna segna ancora, per così dire, una bassa pressione. Ci riferiamo a dei dati relativi al 2014 e al 2015. Giusto per fornire qualche dato, poi le passo la parola. Le imprese sono calate del 3,2%, gli addetti al lavoro del 15,6%, mentre dicevamo è cresciuto il valore aggiunto del comparto, più 8,2%. Ci spieghi un po' nei dettagli questi dati, cosa significa poi concretamente? Questi ultimi 2 anni perché calano? Sicuramente manca una domanda pubblico-privato insufficiente, tassazioni sugli immobili alle stelle, peso fiscale sulle imprese e costo del lavoro troppo elevati. Sono tutti fattori che stanno determinando l'andamento dell'edilizia in Sardegna, quindi siamo in un picco impressionante. Presidente, dalla vostra nota emerge questo, lo leggo, il settore si regge ancora sui bonus per ristrutturazioni e risparmio energetico e poi sullo piano casa. A proposito di piano casa, la scadenza della nuova formula, insomma così che la regione dovrebbe produrre, mi pare sia fissata per fine 2016. Sì, ma noi 2 anni fa, per quanto riguarda il piano casa, avevamo già detto la nostra che non ci stava bene che cancellassero il vecchio piano casa. Oggi siamo sulla stessa posizione e vorremmo che incominciassero a dare delle risposte la nostra classe politica regionale. Quindi stiamo parlando di pianificazione, vorremmo parlare di pianificazione dell'edilizia del futuro, quindi il nuovo piano urbanistico adeguato a quelle che sono le esigenze delle nostre imprese, del nostro comparto. Siamo consapevoli che la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente vada rimodernato e quindi bisogna lavorare e investire su quel punto. Per quanto riguarda il trend delle imprese di costruzioni nell'artigianato della Sardegna, che è un altro dei nodi fondamentali che voi trattate nel dossier, nella nostra regione le imprese delle costruzioni rappresentano circa il 37% del totale delle attività produttive artigiane, quindi una buona fetta, ma a livello delle province, ex province, ormai non si capisce più come dobbiamo definirle, la situazione qual è? Ma la situazione è pessima, nel senso che tutte le vecchie e le nuove province hanno un trend in calo, quindi bisognerebbe intervenire per cercare di cambiare atteggiamento nel mondo dell'edilizia. Le perdite territoriali sono quelle che sono emerse, sono principalmente sul nord Sardegna e poi a Cagliari, quindi bisognerebbe intervenire in maniera forte. La politica deve rendersi conto della situazione e prendere delle decisioni in fretta per poter cambiare questo trend. Abbiamo fornito un dato positivo, cioè è cresciuto il valore aggiunto del comparto più 8,2% per un controvalore di più 137 milioni di euro. Cosa significa? Significa che attraverso l'edilizia si è innestato un volano che ha creato delle condizioni, dei benefici intorno a tutti i settori della filiera, perché sicuramente la riqualificazione energetica, impianti a risparmio energetico, la sostituzione degli edifici e così via, insomma con tutto quello che c'è dietro ha creato queste condizioni. Dovrebbero continuare a migliorare naturalmente, però bisogna creare le condizioni perché questo prosegua. Proprio
in ultimissima battuta le rubo solo una manciata di secondi per capire se da parte della Confartigianato nascono poi delle proposte anche sulla base di questo dossier. Abbiamo in qualche maniera fatto delle proposte che erano la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, abbiamo fatto delle osservazioni a suo tempo quando si parlava di piano casa. Credo che noi ci siamo e vorremmo essere anche partecipi a quelle che sono le azioni di programmazione sul settore edilizia. Benissimo, noi siamo in chiusura e chiaramente ringraziamo per l'intervento il presidente di Confartigianato Edilizia Sardegna, Giacomo Meloni. Grazie Presidente. Grazie a tutti. Grazie anche ai nostri ascoltatori, buon proseguimento sulle nostre frequenze. Zoom Sardegna, la notizia nel particolare.